La quinta corsa, confronto per sole femmine, questa volta di 3 anni, sono in 12 dietro l'autostart, 1 Dana, 2 Daiquiri B, 3 Daily Mabel, 4 Dalida Ban, 5 Dorotea Trio, 6 Duchesse Joyeuse, 7 Duchessa HP, 8 Dora Leo, 9 Dolce Vita Coll, 10 Dolce Petrol, 11 Duty Free B, 12 Detta Lenny. Favore in chiusura per Dorotea Trio numero 5, Marco Stefani in sediolo. Macchina che stacca con subito in vantaggio Daily Mabel e Dorotea Trio. Sbaglia però Daily Mabel, Dorotea Trio si avvantaggia. Numero 3 Daily Mabel squalificato. Di Daiquiri B. E così sulla piegata in vantaggio la favorita Dorotea Trio, che completa i primi 200 metri in 15 appena abbondante. In seconda posizione si mantiene Daiquiri B, poi a seguire in terza si è sistemato il numero 11 Duty Free B, in quarta c'è Dana, via via le altre. Intanto il quarto iniziale completato con la situazione già descritta. C'è ora il tentativo esterno da parte di Duty Free B, che esce in anticipo e dopo 600 metri gara torna però sotto, lasciando scoperto all'esterno Dolce Vita Coll, che progredisce trascinandosi Duchessa HP. Cavalli che hanno completato intanto il mezzo miglio iniziale e sbaglia improvvisamente al numero comando 5 Dorotea Trio squalificato, e lascia così in vantaggio Daiquiri B, che viene attaccato però prontamente superato da Dolce Vita Coll, che è passato in vantaggio. Sbaglia anche Dolce Vita Coll e così numero in vantaggio 9 è Dolce Duchessa Vita HP Coll, a 400 dalla squalificato. conclusione, inseguita da Daiquiri B e da Duchesse Joyeuse. Duchesse Joyeuse va a tentare l'aggancio con Duchessa HP. Duchessa HP entra in vantaggio, una lunghezza abbondante all'ingresso, addirittura d'arrivo, e cerca di allungare. Duchessa HP nel finale si distacca in avanti per vincere isolata Duchessa HP nei confronti di Duchesse Joyeuse. Per il terzo posto finiscono vicini all'interno dei Daiquiri B al largo Dalida Ban, 1.16.7, 36 a chiudere la vittoria per Duchessa HP, VP dell'Annunziata, che ai 450 finali si ritrova praticamente al comando su diversi errori altrui e nel finale vince comunque con pieno merito per distacco. Secondo posto per Duchesse Joyeuse. Per il terzo dovrebbe essere ancora il numero 2 Daiquiri B a contenere il numero 4 Dalida Ban. Il successo per Duchessa HP, VP dell'Annunziata, per conto del team Elert e del scuderia Titan Stable.